Eccoci qua, se non erro ci dovrebbe essere una telefonata in attesa, chiedo conferma dalla regia, pronto? Pronto? Buongiorno dottoressa, a lei e al suo ospite. Buongiorno. Sono Sebastiano d'Abano, volevo fare io una domanda. Sì. Io ho una casa, no? Gli volevo dare colore la facciata fuori, però naturalmente ora ho paura a fare il colore fuori, perché se vado a spendere di fare il colore fuori la facciata e poi l'Europa mi obbliga entro il 2035 di mettere il cappotto, sarebbero soldi buttati a vento. Ora io dico, l'Europa si dovrebbe decidere di dire sì, entro il 2035 il cappotto, e non dare dei dubbi che ancora non si sa se dobbiamo mettere per forza il cappotto o posso fare direttamente la facciata a colore, perché così se io do la facciata ora a colore e naturalmente chiede il 50% di indietro allo Stato, significa che dopo, se devo fare di nuovo il cappotto e di nuovo il colore, sono tanti soldi che sia io e sia lo Stato buttiamo inutilmente. Dovrebbero essere decisivi di dire dovete fare il cappotto oppure no. E soltanto che questa Europa mi sa che vogliono soltanto metterci alla fame a tutti noi italiani. La ringrazio e buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Grazie, molto gentile. Bella la battuta finale, voglio metterci alla fame perché hanno visto che gli italiani hanno qualche disponibilità magari da parte rispetto ad altri. Però è corretto il ragionamento, che senso ha fare un lavoro, come dicevo prima, che senso ha cambiare una caldaia adesso se poi magari sei costretto ad adeguarti a prendere un'altra, oppure dice faccio le pareti, le dipingo e poi 10 anni dureranno, no? Tra 5 devo già metterci mano. Che cosa dice di preciso l'Europa? A che punto siamo della ricezione della direttiva? Cosa potrebbe cambiare per l'Italia? Allora, la direttiva, per quello che ho letto, è legata proprio alla classe energetica. Il problema è quello che accennavo prima, perché da una direttiva europea dopo ci deve essere la traduzione nostra italiana, perché dopo ogni paese deve tradurre questa normativa in base alle proprie esigenze e al proprio Stato, per le proprie regole e via dicendo. E come dicevo prima, bisogna che lo Stato entro l'anno al massimo stabilisca delle regole per capire come dobbiamo fare, perché in effetti ha ragione il telespettatore e dice come faccio? Faccio il bonus facciata, perché si può fare ancora il 65%, quindi con uno sgravio anche direi buono, però se magari dopo, perché sono in classe G o in classe E, devo fare il famoso cappotto, cosa faccio? Quello va perso. Qui lo Stato italiano deve mettere mano e tradurre la normativa affinché ci siano delle regole per poter fare le ristrutturazioni secondo un criterio valido. Assolutamente, ma voi come categoria, ad esempio lei è presidente regionale, quindi non l'ultima delle regioni, quindi ha un peso anche di rappresentanza importante, insieme ad altri presidenti, sempre di Confartigianato, perché poi è la categoria principalmente coinvolta, per i costruttori è un altro discorso. Non avete titolo a interagire, interloquire a livello, in modo da dare degli input molto più pragmatici e realisti con chi poi ci rappresenta in Europa, per poter anche poi avere degli adeguamenti idonei che siano insomma contestuali? Sì. A livello nazionale, quindi il nostro presidente Granelli, che anche lui nel settore edilizia, per cui conosce benissimo tutte queste tematiche, ogni volta che incontra ministri, sottosegretari, quindi persone del governo, perché sono quelle titolate a pensare a una normativa, lui pone questo. E il fatto è che siamo italiani dopo, l'abbiamo visto, 224 modifiche per il bonus facciata, ma soprattutto per il 110. Sì, però poi il bonus facciate hanno truffato il truffabile. Esattamente. E adesso sta avvenendo anche con il cappotto e quindi col 110, perché ci sono delle verifiche, stanno iniziando le verifiche anche su questo. E ci sono delle truffe anche lì. Ma soprattutto regole chiare, abbiamo bisogno di regole chiare. Noi abbiamo incontrato anche il ministro della giustizia Nordio. Anche sulla giustizia abbiamo bisogno di norme chiare. Non può essere che uno, se vuole ti paga e se non vuole
vatte la pesca. Quindi tutto lo Stato ha bisogno di poche norme ma chiare, quelle che in alcuni paesi utilizzano, non c'è niente da inventare di nuovo, però noi la nostra parte la facciamo comunque sia a livello regionale ma soprattutto a livello nazionale, insomma, perché a livello regionale non sono legate normative di questo genere ai bonus o al risparmio energetico, se non da parte della regione ci sono dei fondi per mettere il fotovoltaico. Ecco, c'è questa possibilità, ma il resto dipende tutto dal governo. Assolutamente. La regione non ha... Per dare maggiore chiarezza, siccome appunto ci sono questi obiettivi di classe energetica, ma è tutte le abitazioni, cioè al momento della vendita deve risultare questo, perché se una persona ci sta in quella casa, non gli interessa niente di vendere, di fare la classificazione, eccetera, perché tanto lì dentro ci starà e vorrebbe anche starci... se l'affitti, anche se si affitta, devi mettere mi risulta, mi hanno detto che bisogna mettere di che classe è l'appartamento e quindi l'edificio. Ma se uno non ci abita, dovrà ugualmente... Se ci abita, non occorre l'adeguamento. È privato. È privato, quindi fa quello che vuole. Fa quello che vuole, prima o poi gli toccherà nel momento in cui la vende. Assolutamente, perché nel momento in cui la vendi, infatti se notiamo ci sono alcune vendesi e c'è la classe energetica. Beh, è obbligatorio. Perché è obbligatorio metterlo. Pian pianino, però mettere la classe energetica... Sì, è porre un problema su un problema, nel senso che se prima non vado a pensare a delle soluzioni e a mettere dei contributi affinché queste classi possano aumentare, quindi e automaticamente abbassare il consumo di energia, c'è poco da fare. No, ma infatti è il gatto che si morde la coda, insomma. Assolutamente. No, anche perché soprattutto per certe situazioni, in certe grandi città dove non si costruisce case nuove perché non c'è possibilità. Poi c'è tutto il tema delle case che sono in centro storico, che non si può toccare le facciate, ma in quel caso il cappotto si fa all'interno. Vabbè, diventa più piccola la casa. Diventa più piccola la casa. Esatto, grazie tante. Andiamo in pubblicità. Gli poi edifici di culto esatto. non serve, però... La seconda casa non serve. C'è una telefonata, mi dicono dalla regia, un attimo solo, pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Da dove chiama? Io chiamo da Padova. Sì. Volevo dire che per fortuna io a Padova non ho questo problema perché la categoria rispetta diciamo, i termini posti adesso per quanto riguarda il risparmio energetico. Però ho acquistato una casa in una località turistica sempre qua nel Veneto e che questa ovviamente è stata costituita 20 anni fa, 30 anni fa. Per la casa seconda c'è ancora quest'obbligo di adeguarla? No, l'ho detto poco prima mentre lei era in attesa, che è una delle poche eccezioni, non per la seconda casa, per adesso, quello che emerge non per la seconda casa. Ah, benissimo, per cui per il momento non c'è questo problema. La ringrazio. Purtroppo è una cosa che viene chiesta spesso, perché anche lì ci sono molte, cioè se andiamo ad Asiago, per dire una qua vicino, e anche lì ci sono gli edifici che la maggior parte sempre costruiti negli anni 80-90, quando c'è stata l'espansione di questa zona, però seconde case non è riconosciuto. Infatti io ho letto anch'io questa cosa delle seconde case, quindi il signore per il momento si salva, insomma, per quel che riguarda la sua seconda casa, però dopo giustamente finché al mare lascia il tempo che trova, poi diverso, se al mare... Però c'è anche lì, perché al mare serve come in montagna, nel senso opposto, per non dover raffrescare troppo. Per raffrescare, perché esatto. oggi come oggi siamo abituati a utilizzare l'aria condizionata, tutti, è un fatto normale rispetto a una volta, e quindi il consumo è maggiore. Certo, però insomma uno almeno se la sistema come vuole lui in base alle esigenze della casa. Grazie di aver chiamato, andiamo subito in pubblicità, poi torniamo insieme.